Siamo nel triduo pasquale, siamo al vertice dell'anno per i cristiani perché ci si sta preparando alla Pasqua, siamo alla conclusione della Quaresima e da ieri, da giovedì santo, in quel venerdì santo, man Sabbath, in dove si fanno gli altari che la gente li chiama i scuroli o i sepolcri, perché l'Eucaristia viene messa appunto in questi tabernacoli provvisori, diciamo, e c'è l'uso di andare a visitare i 7 sepolcri nelle 7 chiese, in cui non fa un giretto, non fa mica 7, ma chi le parla su, si vede un po' troppa ciara la faccia della Madonna Dolorada, chiesa di Palazzolo, poi la chiesa del Casinamata, perché par la sua ha messo lo scurolo, l'ha messo all'altare della Madonna, invece che a Casinamata all'altare del Crocifisso, anche a Paderna, perché il Crocifisso solito, il pilastrello, ha messo giù del Basà, che invece che un altro, e anche a Dugnan, alla solita altare del Crocifisso, che è il tabernacolo provvisorio, non tiene giurotti intorno. Bene, per chi crede, per chi per fare il giro, vi auguro una buona preparazione alla Pasqua, e per tutti comunque in di che si può pensare che sopra a quel che fa il Signore, a quel che è successo quasi 2000 anni fa. Buona Pasqua a tutti e si vedono presto, perché torneremo anche su chi fa schi. Ciao ciao a tutti, ciao ciao.